Cominciamo con Senza Fine, cominciamo con Gino Paoli, l'omaggio al cantautore genovese scomparso ieri a 91 anni. Questo è il saluto di Cittadella, 7:21 del 25 marzo. Buongiorno a tutti e ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione della musica mattutina. Benvenuti da Francesco Casula e buongiorno a Gisberto Nicoletti che guiderà la parte tecnica, e buongiorno a coloro che ci seguono sui 96.5, a coloro che ci guardano sul canale 94 del digitale terrestre. Insomma, il 25 marzo, a 2 giorni dalla fine del referendum, sta succedendo un casino, ragazzi, incredibile. Si sono dimessi nell'ordine. Avete presente quel film di Fantozzi tipo Volano in mare, la contessa 92? Volato in mare. Il sottosegretario Del Mastro, la capo di gabinetto Bartolozzi, ve la ricordate? Quella ci togliamo davanti la magistratura, che è un plotone d'esecuzione, tra l'altro magistrato, va detto. E poi il colmo dei colmi, il sogno italiano, la premier, il capo del governo, chiede le dimissioni alla ministra del turismo Santanchè, che è a processo per un presunto falso in bilancio di Visibilia alla sua società, e poi ha un'indagine in corso per bancarotta, e lei ha detto no, io non mi dimetto, il pallone è mio e ci gioco io, e niente, è l'Italia meravigliosa. Esiti insomma che però non sono del tutto conclusi, e vedremo come andrà a finire. Ma di che parliamo oggi? Cominceremo i nostri approfondimenti parlando di ex Ilva, perché vi ricordate la sentenza del Tribunale di Milano che ha imposto lo stop alla fabbrica a partire da agosto se non dovessero cambiare le norme contenute nell'autorizzazione integrata ambientale? È stato già fissato l'appello al 22 di aprile. Entrambe le parti hanno presentato appello, ma ne parleremo con l'avvocato Ascanio Amenduni, che assiste i cittadini, le associazioni e i comitati che hanno promosso questa class action, ma in realtà sarebbe più giusto chiamarla azione inibitoria. Poi parleremo di Nave Garibaldi, si moltiplicano gli appelli affinché insomma resti a Taranto e diventi un museo, e oggi ne parleremo con Maristella Massari, giornalista di Gazzetta del Mezzogiorno, particolarmente addentrata nel campo militare della Marina Militare. Cercheremo di capire quali insomma possibilità ci sono che lo Stato faccia un passo indietro e lasci l'ex ammiraglia a Taranto. E poi parleremo invece di lavoro, la protesta sotto il comune ieri dei lavoratori e delle lavoratrici della cooperativa Solidarietà, a rischio diversi posti di lavoro. E poi è il mercoledì di passione. Oggi torna qui con noi Antonio Mandese, con lui ci occuperemo ancora di riti in pillole, vi racconteremo la settimana santa, i dettagli, retroscena, le storie che insomma non avete mai ascoltato qui sui 96.5 sul canale 94. Ora però sono le 7:24 e c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, un'energia combattiva vi spingerà a voler cambiare ciò che non vi soddisfa. Potreste sentirvi impazienti o desiderosi di azione, ma le stelle consigliano di non agire con troppa impulsività. Toro, le idee creative e originali non mancheranno, ma potreste sentirvi un po' distanti dagli altri. La voglia di indipendenza sarà forte e potreste avere bisogno di uno spazio tutto vostro per riflettere e ricaricare le energie. Gemelli, le stelle portano una certa instabilità che potrebbe riflettersi nelle emozioni e nelle relazioni. Il desiderio di novità sarà forte, ma dovrete fare attenzione a non perdere di vista gli impegni presi. Cancro, responsabilità e impegni potrebbero pesare più del solito oggi, rendendo la giornata molto faticosa. Le stelle consigliano di non pretendere troppo da voi e concedervi riposo e relax il più possibile. Leone, il perfezionismo potrebbe giocare contro di voi, facendovi vedere difetti e problemi anche dove non esistono. Le stelle vi suggeriscono di allentare la tensione e di accettare le cose così come sono. Vergine, imprevisti potrebbero creare qualche disagio, mettendo alla prova la vostra pazienza. La sensazione di non avere il controllo delle situazioni potrebbe rendervi nervosi. Cercate di non lasciarvi sopraffare dallo stress.
Bilancia. Qualunque siano i vostri piani, continuate a spingere sull'acceleratore. I risultati dei vostri sacrifici stanno per diventare visibili. Nel settore professionale e finanziario, la ruota sta finalmente girando a vostro favore. Scorpione. Se ultimamente vi sentite un po' sottotono o incerti sulla direzione da prendere, non temete. La vostra ambizione sta per risvegliarsi. Avete tutte le carte in regola per rinnovare i vostri progetti professionali, grazie alle vostre intuizioni brillanti. Sagittario. I single possono essere molto più nervosi del solito, ma finalmente sono in arrivo delle importanti risposte. Durante la giornata è possibile trovare delle soluzioni ad alcuni problemi lavorativi. Capricorno. L'amore per chi ha un partner è in continua crescita. Le questioni economiche invece richiedono tanta più concentrazione. Chi deve affrontare a breve un esame può avere molta ansia. Cercate di gestirla nel migliore dei modi. Acquario. Delle tensioni possono allontanare momentaneamente la famiglia. Alcune gelosie sono possibili nei confronti della persona amata. Cercate di parlarne con il partner. Nel lavoro è in arrivo un'occasione davvero interessante. Pesci. La lunga giornata può rendere carismatici i cuori solitari. Con la dolce metà è fondamentale avere più pazienza. Chi lavora in proprio può pianificare delle strategie nuove ed essere più tranquillo. Oggi vi saluto con le parole di John Ernest Steinbeck. Di tutti gli animali della creazione, l'uomo è l'unico che beve senza avere sete, mangia senza avere fame e parla senza avere nulla da dire. Ciao a tutti e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato le stelle. Noi cominciamo a dare invece un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno che apre la notizia con una roba via di mezzo tra giustizia e politica che riguarda Emiliano. Alt del CSM a Emiliano Consulente, incarico non autorizzabile, Decaro e giunta subito informati, concessa però una via d'uscita. Il ruolo previsto dalla regione contrario alla legge Severino, le opzioni per non tornare in magistratura. Poi si parla di quello che è successo, insomma, dopo la vittoria del no, il comitato e una jeep intornano Bella Ciao, l'ANM, ci dissociamo. Il comitato barese che ha sostenuto il fronte del no ha celebrato la vittoria e l'ex magistrato Nicola Colaianni ha intonato Bella Ciao. Alcune strofe sono state cantate anche dalla giudice Ilaria Casu. L'ANM si è dissociata, l'iniziativa non condivisa preventivamente. Mauro Dattis di Fratelli d'Italia accusa preoccupati per le ripercussioni. C'è l'intervista a Marcello Veneziani, giornalista, scrittore, intellettuale di destra, e i cori confermano la riforma era fondata ma è un segnale a Meloni, dice Veneziani. Al centro della pagina, quando cantava al Gabbiano di Mola, ritagli di Gino Paoli, l'artista scomparso e i ricordi d'epoca dei suoi concerti. Triste storia invece quella che arriva da Lecce, molesta una bimba, complice la madre, arrestato il santone che si fingeva un ginecologo con la compagna, incastrato dalle chat. Andiamo a dare un'occhiata a Gazzetta del Mezzogiorno, il titolo: Meloni fa pulizia, lasciano Del Mastro e Bartolozzi e poi Giorgia Santanchè faccia la stessa scelta. Nordio invece si assume la responsabilità del referendum e dice la sconfitta è colpa mia, però se la sconfitta è colpa sua uno, come dire, vabbè. Anche su Gazzetta l'intervista a Marcello Veneziani, adesso il governo rifletta su errori e critiche. Poi rischio chiusura dell'Ilva, battaglia in appello a Milano, a fine aprile è fissato il nuovo round giudiziario, ne parleremo tra pochissimo con l'avvocato Ascanio Amenduni che assiste i cittadini e i comitati, tarantini in questa class action. Tra un po', intanto vi leggiamo tutti i giornali, adesso però c'è la New Hit. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. New Hit. Adesso noi, come annunciato, continuiamo a guardare i giornali.
Dopo la Gazzetta e il Corriere diamo uno sguardo alla prima dell'edicola, che apre con il lavoro: Cobas, caporalato nella sanità, pronti a denunciare alla regione. A Brindisi vertenza sempre più tesa per il servizio di pulizia e sanificazione dell'ASL. A Bari i sindacati annunciano l'apertura di un contenzioso per le buste paga leggere. Al centro della pagina invece il paradosso dell'acqua, lo spreco da nord a sud della Puglia, le proposte per il riutilizzo. La denuncia è della CIA Due Mari, che insomma ha raccontato come mentre quest'estate dovevamo razionare l'acqua, non averla in alcune ore, alcune zone rimanevano a secco quasi per giorni, adesso con le ultime piogge gli invasi sono praticamente talmente pieni di acqua che stiamo sversando in mare 50 metri cubi di acqua al secondo, anziché conservarla o magari usarla per l'agricoltura. Insomma è il paradosso, siamo capaci di passare da un effetto all'altro. Andiamo invece a dare un'occhiata al quotidiano di Puglia, e in edizione Taranto l'apertura è dedicata al terremoto giustizia, anzi il titolo è Giustizia, terremoto dopo il voto. Lasciano Del Mastro e Bartolozzi e poi magistrati e avvocati, ora le priorità. Boccia una destra arrogante, noi siamo pronti a governare. E al centro della pagina invece l'examio, pulizie potenziate, ma c'è l'altolà del garante. Il nuovo servizio di spazzamento prende il via, secondo alcune ultime indicazioni fornite da comune e azienda, ma i dipendenti sono in agitazione. E intanto ieri presentato il servizio Park and Ride e navette anti-ingorghi per i riti della settimana santa. Mi raccomando, parcheggiate nei Park and Ride, prendete la navetta, che tra l'altro non vi costa una cippa di niente, e non dovete perdere tempo a parcheggiare, non dovete bestemmiare, anche perché sono i giorni della settimana santa e non è il caso. Le ragioni per non farlo, per utilizzarlo ci sono tutte. Chiudiamo con la notizia del taglio basso di quotidiano Ilva. Ad aprile l'appello su Laia, Jindal avanti tutta. Il ricorso in tribunale, fissata la data, e proprio di questo noi parleremo tra pochissimo con l'avvocato Amenduni, e ci faremo raccontare cosa ha contestato la società e quali saranno le conseguenze della decisione dei giudici. Sono le 7:39, siamo tornati in diretta e adesso parliamo di ex Ilva. Come annunciato lo facciamo perché il 22 aprile la Corte d'Appello di Milano ha fissato l'udienza per discutere i reclami, così si chiamano i ricorsi presentati dall'ex Ilva di Taranto, quindi da Acciaierie d'Italia e da Acciaierie d'Italia Holding, e dai legali delle associazioni dei cittadini che hanno chiesto l'azione inibitoria nei confronti della fabbrica. Ricordate la sentenza che è arrivata a febbraio, che dopo la Corte Europea di Giustizia, vi ricordate tutto quel casino? A febbraio i giudici di primo grado di Milano hanno risposto alle richieste di associazioni dei cittadini, imponendo lo stop alla produzione dell'ex Ilva dal 24 agosto se entro quella data l'autorizzazione integrata ambientale non dovesse essere modificata, e in particolare non dovesse regolamentare alcuni aspetti completamente tralasciati dal governo, come per esempio i wind days e come i PM 2,5 e PM10. PM significa sostanzialmente polveri sottili, quel numero è il diametro delle particelle, quindi parliamo proprio di sostanze piccole ma pericolose, perché portatori e portatrici di sostanze anche cancerogene in alcuni casi, quindi essendo talmente piccole si possono inalare, respirare, quindi farli arrivare direttamente ai nostri polmoni. Contro questa decisione si sono appellati sia le associazioni, perché volevano uno stop subito, sia Acciaierie d'Italia, perché ovviamente dice il Laia è in regola e noi la rispettiamo. Quali sono ora le mosse? Che cosa dobbiamo aspettarci da questa udienza? Innanzitutto c'è un aspetto chiaro, e cioè
L'udienza è stata fissata a una data particolarmente ravvicinata, parliamo del 22 aprile, quindi sostanzialmente tra un mese e mezzo, ecco, per capirci, ma soprattutto ben prima della data di agosto. Questo potrebbe voler significare che la Corte d'Appello di Milano vuole decidere nel merito, vuole valutare la richiesta fatta dalle associazioni e quindi dagli avvocati delle associazioni di chiudere, tra virgolette, senza se e senza ma, da subito la fabbrica, senza aspettare il 24 agosto. Questa potrebbe essere una delle ragioni per le quali l'udienza è stata fissata, ma i dettagli di questa vicenda li chiediamo all'avvocato Ascanio Amenduni, che è in collegamento con noi. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Allora avvocato, che assiste, lo ricordiamo, l'associazione Genitori Tarantini e gli 11 cittadini che hanno, tra cui anche un bambino, che hanno mosso questa azione inibitoria, come viene chiamata, poi diciamo comunemente la chiamiamo class action, ma in realtà si chiama azione inibitoria. Ora, avvocato, ho provato un attimo a fare una sintesi di quello che è accaduto e dicevo che l'udienza fissata il 22 aprile è una ragione probabilmente che spinge a pensare che i giudici vogliono valutare anche il vostro reclamo sul punto che la fabbrica va chiusa subito, senza aspettare agosto. Sì, in conformità a quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questo può essere uno dei motivi per i quali l'udienza è stata fissata in maniera così ravvicinata, cioè al 22 aprile. Quindi in questi giorni ci sarà l'incrocio della notifica degli appelli, cioè di quello nostro fatto contro il reclamo per completare il decreto, per renderlo, come dire, più immediato e soprattutto più efficace, e da parte degli avvocati delle ex acciaierie per invece abbattere il provvedimento che il Tribunale di Milano ha preso. Avvocato, quanto potrebbe durare questa seconda fase? La prima, il primo grado tra, istruttoria, Corte Europea di Giustizia è durata davvero diversi anni. È durato quasi 4 anni. Io credo che invece il procedimento davanti alla Corte d'Appello sarà molto più rapido, perché tutti i documenti sono agli atti, quindi la Corte deve semplicemente decidere se il Tribunale di Milano ha operato bene in toto oppure solo in parte, e quindi correggere eventuali manchevolezze oppure addirittura annullarlo. Tutto può accadere, noi siamo preparati a tutto, però non siamo rassegnati a niente e quindi continuiamo a batterci per la salute e la salubrità ambientale di Taranto. Voi non avete ancora idea di quali sono, le doglianze, le lamentele, le fatte? No, le possiamo immaginare, ma non le conosciamo perché non ci sono state ancora notificate, così come i colleghi di parte opposta non conoscono le nostre, ma tra poco, in questi giorni, forse in queste ore, avverrà la reciproca discovery e quindi ci metteremo al lavoro, ognuno per la sua parte, certo. Perché io credo che la giustizia non nasca da una sola forza, ma dalla contrapposizione delle forze di fronte a un giudice. Questa è la civiltà. Un'ultima domanda mi permetto di farle, Prego. Avvocato. Quanto vi ha scontentato questa sentenza di primo grado? No, ci ha accontentato direi all'80%. C'è un 20% che cerchiamo di recuperare attraverso un giudizio di appello, ma siamo usciti entusiasti dal primo grado, perché insomma non immaginavamo, o meglio noi ci speravamo, però era anche difficile immaginare che in una class action, un istituto di nuova introduzione, il Tribunale di Milano dimostrasse, sia pure solo parzialmente a nostro avviso, il coraggio di dire stop all'Ilva, anche se in maniera differita. Però la salute non è un assegno postdatato, noi chiediamo che sia immediatamente esigibile. Grazie all'avvocato Ascanio Amenduni per essere stato con noi, grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Tra un po' parliamo di Nave Garibaldi, lo facciamo con Maristella Massari di Gazzetta del Mezzogiorno. C'è ancora tempo per trasformarla in un museo o è già in viaggio verso l'Indonesia? Restate con noi. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
si aspetta, si costruisce. Da oltre 20 anni Programma Sviluppo fa proprio questo, affiancando le imprese con soluzioni su misura, trasformando il talento in valore reale, costruendo ponti verso nuove opportunità. Scopri i nostri servizi su programmasviluppo.it. Programma Sviluppo, costruttori di futuro. Efficienza è sinonimo di risparmio e il risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Anche a marzo, gamma Juke a 19.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 31 marzo. Info su nissan.it. Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune. La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce. Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con UTS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Le 7.50 e noi, come annunciato, parliamo di nave Garibaldi. Tanti gli appelli affinché l'ex ammiraglie della Marina non prenda il largo in faccia rotta verso l'Indonesia, a cui la Marina Militare lo ha donato, ma che rimanga a Taranto, diventi un museo. Lo abbiamo vissuto anche con il Vittorio Veneto, lo abbiamo vissuto forse anche con qualche sommergibile, se non ricordo male. Insomma, una storia che vediamo spesso. Forse arriviamo con le proposte troppo tardi. È davvero troppo tardi o c'è ancora margine perché la nave resti a Taranto? Lo chiediamo a Maristella Massari, collega di Gazzetta del Mezzogiorno e insomma grande esperta di affari militari e non solo. Buongiorno Maristella. Buongiorno a tutti i vostri telespettatori. Posso dire innanzitutto pubblicamente buon compleanno? Ieri insomma hai compiuto 22 anni, se non ricordo, 23. Sì. Certo, qualcosa in meno. Esatto. Grazie. Così. Allora, Maristella, siamo, come dire, siamo ancora in tempo, cioè, si moltiplicano gli appelli, Cesareo, ma insomma anche in regione la mozione del Consiglio regionale proposto dai 5 Stelle, in tanti chiedono che il Garibaldi rimanga qui e diventi un museo. È ancora possibile o è già tardi? Posso essere drastica, avendo dalla mia parte la forza dei numeri? Ti abbiamo chiamato perché tu lo debba essere, Maristella. Io credo che il progetto di musealizzazione di nave Garibaldi a Taranto sia un bel capitolo nel libro dei sogni della politica, perché i numeri raccontano, a parte che un progetto non c'è, cioè un progetto reale, quantomeno quelli che ho visto io non hanno un piano di fattibilità industriale, quindi non sono, diciamo, dal punto di vista economico, non sono progetti credibili, no? Abbiamo letto
tutti questi anni si voleva trasformare la nave per ospitare le delegazioni delle squadre sportive dei giochi nel Mediterraneo, ma insomma tante altre idee che restano, per carità, idee bellissime, per agganciare anche uno dei simboli identitari della città, no? al territorio. Ma dall'altra parte io sono anche, come dire, una mamma di famiglia, bisogna fare i conti della serva, cioè quanto costa l'operazione di musealizzazione di nave Garibaldi. Allora vi do una cifra giusto affinché insomma si capisca quale tipo di impatto economico può avere un progetto del genere. Una delle attrazioni di New York è la USS Intrepid, no? C'è questa bellissima portaerei che è sistemata ormai da saranno 30 anni a una delle banchine di New York, ed è un'attrazione perché all'interno ci sono dei percorsi musealizzati e poi ci sono caffetterie, bar, ristoranti, insomma si può visitare. Il costo del biglietto è anche abbastanza oneroso, ma questa nave, per mantenerla in efficienza, sono cifre che ho recuperato da alcuni bilanci che sono fonti aperte, insomma non c'è nulla di segreto, costa circa 36 milioni di dollari all'anno. È vero che il Garibaldi è molto più piccolo di questa portaerei americana, ma scalando diciamo la cifra non è che si va sempre, restano fior di milioni all'anno. Sì, ma soprattutto noi non siamo gli Stati Uniti d'America, ecco. Non siamo gli Stati Uniti d'America, e soprattutto Taranto ha un tessuto come dire turistico tale per attrarre, per arrivare quantomeno a un pareggio di bilancio, però siamo già andati molto oltre rispetto appunto a questo libro dei sogni, siamo andati oltre, perché per musealizzare una nave del genere che già ferma così in banchina senza nessun tipo di lavoro da sostenere per la musealizzazione, ci costa all'Italia, agli italiani, perché ricordiamo che quelli sono soldi degli italiani, 5 milioni di euro l'anno, e questo per mantenere lo scafo, il carenaggio, i lavori ordinari, diciamo, no? Proprio la struttura fisica della nave. Una trasformazione in museo con dei percorsi che prevedano anche la messa in sicurezza, l'accesso senza barriere architettoniche, un percorso che preveda la trasformazione, non so, in strutture ricettive, no? Non so che cosa ne vogliano fare, perché poi al di là delle emozioni politiche che dicono vogliamo il Garibaldi a Taranto, certo. Non c'è nulla, cioè di fisico esiste un progetto, esiste qualcuno che abbia chiesto un finanziamento per nave Garibaldi, o sono soltanto proclami come quando volevamo chiudere l'Ilva a Taranto? Questo mi chiedo a volte, no? Cioè la politica, per carità, deve avere, come dire, quella spinta propulsiva, ma poi deve avere anche la capacità di intercettare la fattibilità della realizzazione di un progetto, altrimenti di cosa stiamo parlando? E allora, di cosa stiamo parlando? Magari in questi giorni lo chiediamo anche a tutti coloro che magari anche, insomma, come dire, in buona fede hanno chiesto che il Garibaldi rimanga qua, ma serve, appunto, come dice Maristella, un'idea, un progetto sostenibile, anche e soprattutto economicamente, oltre che anche logisticamente, immagino. Certo. Ma insomma, siccome ieri è stato il compleanno, oggi abbiamo parlato di questo, domani che facciamo? Domani in realtà facciamo Orizzonte Taranto. Ho l'onore, diciamo, di chiedere a Maristella di raccontarci questa nuova avventura qui su Cittadella TV, un programma per raccontare, insomma, Taranto sotto nuovi aspetti e nuove luci, in particolare non voglio dire quale, lo racconti tu. Allora, a parte questo nuovo format che si chiama Orizzonte Taranto, abbiamo scelto proprio questo nome perché l'orizzonte è quella linea sottile, insomma, che separa il nostro sguardo da quello diciamo del futuro, no? Quindi vogliamo capire che cosa è stata Taranto e che cosa può diventare Taranto, e proprio il titolo, diciamo, ci è venuto in questo, diciamo, brainstorming di redazione, perché volevamo approfondire il futuro, quello che può essere il futuro della città. Parleremo però
non parleremo di politica, ma parleremo di economia, parleremo di sviluppo, di trasformazione del territorio, un luogo di confronto in cui insomma le istituzioni, ovviamente le imprese, la società civile verranno chiamate a misurarsi, così come abbiamo fatto questa mattina per il commento sul Garibaldi, verranno chiamate a misurarsi sui numeri, sui dati, sulle scelte, sui progetti e sulle responsabilità, e quindi anche sulla fattibilità di un futuro diverso per questa città. Una bella sfida. L'appuntamento per domani? L'appuntamento per domani, la prima puntata la apre il sindaco Piero Bitetti col presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi Enzo Cesario, e con Don Antonio Panico che ci aiuterà a dare una chiave di lettura sociologica sui fenomeni della città. E allora, bocca al lupo a Maristella, in bocca al lupo anche a noi di Cittadella. Grazie Mari, buona giornata e buon lavoro. A voi, buona giornata. E noi invece ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo vi parliamo di lavoro a rischio. Ieri nuovo sit-in sotto il municipio di Taranto, sotto Palazzo di Città, i lavoratori della cooperativa La Solidarietà. Siamo tornati in diretta, sono le 8.07, comincia la seconda ora di Buongiorno Taranto qui su 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Noi cominciamo parlando di lavoro, anzi di lavoro a rischio. Ieri nuovo sit-in dinanzi al comune di Taranto dei lavoratori e delle lavoratrici della cooperativa La Solidarietà. Li ha incontrati per noi Valentina Castellaneta. Noi lavoriamo al 100% ogni mattina, non lavoriamo né al 20 né al 30 né al 40%, ma al 100%, e così vogliamo essere retribuite. Gli stipendi del mese di marzo saranno pagati, ma non ci sono sicurezze sul futuro dei dipendenti della cooperativa La Solidarietà. Le operatrici e gli operatori sociosanitari che si occupano dei servizi di assistenza domiciliare ai malati, agli anziani, sostenendo di fatto anche le famiglie, questo mese hanno ricevuto solo il 40% dello stipendio. Lavoratrici pagate con un contratto ad ore, qualcuna di loro dice di aver ricevuto in busta paga appena 100 euro o poco più. Niente, ci sono colleghi che non hanno preso, con il 40% non hanno preso niente, giusto la 100 euro. Quasi 200-300 euro, io vengo da Grottaglie e quindi benzina, niente, non ci pagano niente e dobbiamo sopportare pure che ci pagano il 40%. 80 dipendenti stretti in una morsa fatta di scadenze di appalti, rinnovi e nuovi accordi con il comune, ente che questo mese ha assicurato tramite l'assessora Lincesso alle organizzazioni sindacali di aver girato alla ragioneria del comune le fatture della cooperativa, che così potrà retribuire i lavoratori. Non si vive, non possiamo andare avanti perché dobbiamo mettere benzina, dobbiamo pagare i parcheggi e non ce la facciamo. Secondo la funzione pubblica di CGIL, la cooperativa avrebbe lamentato debiti pregressi per l'adeguamento Istat e il rinnovo dei tabellari del contratto nazionale degli OS, richieste di adeguamento ancora al vaglio del comune. Un problema per i lavoratori, certo, ma anche per le oltre 800 persone che di questo servizio hanno bisogno. Continuiamo a lavorare per non lasciare le persone da sole, perché è peccato. Sono persone che hanno bisogno, sono tutti in uno stato di disagio, quindi noi offriamo anche supporto, oltre che l'igiene personale che ambientale. Ma non è solo il discorso del paziente, il discorso del paziente, della famiglia, insomma siamo oltre che OS, un po' psicologhe, un po' amiche, un po' anche genitori di questi pazienti diventiamo, no? Perché ovviamente loro sono in una situazione di fragilità tale che diventano quasi dei bambini. Quindi ritengo che sia giusto che noi veniamo considerate e che ci portino rispetto. Beh, un po' tutti come i lavoratori, ma sicuramente questo ruolo è particolarmente delicato, lo avete sentito in queste parole, non siamo solo operatori sociosanitari, operatrici sociosanitari, siamo anche psicologhe, a volte psicologi, insomma, in chi fa assistenza di questo tipo entra nelle case, entra nell'intimo della vita delle persone e quindi si ritrova a dover raccogliere spesso anche sfoghi, bisogni, esigenze ed è sicuramente diventa una figura anche determinante per la stabilità proprio della famiglia e quindi diciamo sicuramente va tutelata come tutti gli altri lavoratori e lavoratrici, però ecco, alcune figure, come dicevamo, sono particolarmente care perché diventano anche sostegno per chi deve poi sostenere, pensate ai familiari delle persone ammalate, no? E, insomma, a loro a volte anche semplicemente uno sfogo, una mano, un
aiuto concreto, fisico, può servire per andare avanti. 8:22 era il nostro rewind. Ora siamo tornati in diretta sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Ben trovati nuovamente a Buongiorno Taranto. E allora, chiuse le questioni particolarmente grandi, particolarmente serie, torniamo ora a parlare di cose un po' più leggere, serene e in particolare di avvicinamento, di preparazione ai riti della settimana santa, ma più in generale di avvicinamento alla Pasqua, e quindi anche le parrocchie che non sono anime attive come il Carmine l'Addolorata, San Domenico della settimana santa di Taranto si muovono, organizzano una serie di eventi che meritano di essere raccontati. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi della Via Crucis con le ombre cinesi fatte dalla parrocchia Corpus Domini al rione Paolo VI. Adesso invece ci spostiamo al borgo di Taranto e in particolare nella parrocchia del Santissimo Crocifisso, dove sabato sera 28 marzo c'è in programma uno spettacolo che in realtà è una catechesi sulla passione di Cristo, un momento per raccontare il viaggio inedito attraverso gli occhi, il cuore e le emozioni vissute dagli apostoli nel corso di quelle giornate. L'appuntamento è per questo evento organizzato dai giovanissimi e dagli scout del gruppo del Taranto 9. Ora io dovrei fare la parte di quello che in qualche modo è un po' Super Partes, che in realtà è la mia parrocchia, sono anche i miei ragazzi scout, e quindi sto sponsorizzando un evento dei tanti che se ne fanno in parrocchia, ma questo io credo che meriti davvero una particolare attenzione, perché non solo è un'idea fatta dai ragazzi e sostenuta dagli educatori, ma è un bel progetto, onestamente, un modo di raccontare la passione di Cristo attraverso anche le emozioni provate da chi gli stava intorno. Una bella idea di, in qualche modo, anche interpretazione, se vogliamo, di immaginazione e di lavoro collettivo di un'intera comunità parrocchiale. Quindi l'appuntamento è per sabato 28 marzo alle 20. Noi dovremmo parlarne credo in diretta con Marida La Gioia, non so se ce l'abbiamo Gis, non ancora, però io posso aggiungervi qualche altro piccolo dettaglio sull'evento, e cioè che si terrà abbiamo Marida, e allora vi ho raccontato tutto quello che c'era da sapere più o meno su questo evento, tranne una cosa: come è nata questa idea, come è stata portata avanti. E quindi diamo il benvenuto qui a Cittadella a Marida La Gioia dalla parrocchia Santissimo Crocifisso di Taranto. Buongiorno Marida. Buongiorno e grazie intanto di questa accoglienza. Ma figurati, come dicevo prima, dovrei fare il Super Partes, sai, il giornalista, roba del genere. In realtà siamo parrocchiani e quindi perché fingere? Insomma, è anche la mia parrocchia e quindi va bene. Allora, è una Marida, collaborazione speciale, Francesco. Esatto, va bene così. Una bella comunità. E allora, Marida, raccontaci un attimo com'è nata questa idea e insomma, come l'avete sviluppata, accompagnato il lavoro dei ragazzi e delle ragazze? Allora, innanzitutto questa idea parte dal desiderio dei giovani, perché nella nostra parrocchia grazie a Dio i ragazzi sono sempre molto attivi e molto partecipativi nelle varie attività parrocchiali, sono sempre molto presenti, quindi nel loro cuore è nato il desiderio di fare qualcosa per questa Quaresima, quindi per dare anche il loro contributo alla Santa Pasqua. E quando abbiamo provato a proporgli questa catechesi speciale, l'hanno accolta con grande entusiasmo, quindi si sono messi tutti in gioco per portare i loro talenti alla comunità. E ognuno porterà il suo, quindi saranno varie manifestazioni di arte, quindi recitazione, narrazione, ma anche danza, giochi di gusti, quindi sarà un evento veramente speciale da non perdere. Pensate che avevo un ruolo anch'io, ma purtroppo niente, a parte le battute, per impegni di lavoro purtroppo non potrò esserci, ma sarei stato felicissimo di essere Barabba, che tutto sommato, diciamoci la verità, gli va pure gli va bene, gli va particolarmente bene. Gli va molto bene. Allora Marida, l'appuntamento lo rinnoviamo, è per sabato alle 20 alle 20 nella parrocchia del Santissimo Crocifisso, quindi siete tutti invitati a partecipare a questo evento speciale, veramente speciale, tutto da gustare. E allora, grazie ancora a Marida La Gioia per essere stata con noi, in bocca al lupo a lei e a tutti i ragazzi della nostra comunità parrocchiale del Crocifisso. Buona giornata Marida.
Buona giornata, grazie. E noi invece ci fermiamo un po' per la musica e quando torniamo vi raccontiamo le ultime novità di cronaca. Poi è il momento dei riti in pillole. Ci sarà il nostro Antonio Mandese, con lui vi racconteremo altre storie, altri dettagli, altri retroscena della tradizione, insomma, diciamoci la verità, anche non solo più bella dell'anno ma anche più bella del mondo, se vogliamo, quella che richiama Taranto e un po' tutti, che ci unisce per una volta l'anno anziché dividerci come fa invece tutto il resto. Sono le 8.35, siamo in diretta e chi ci guarda sul canale 94 l'ha già visto, ha visto insomma che ci ha raggiunti. Antonio Mandese, bentornato. Buongiorno, grazie, bentrovati. E allora, nuovo appuntamento con riti in pillole, anche perché, insomma, diciamoci la verità, non ne abbiamo moltissimi, perché poi siamo arrivati. Cioè, domenica sono le palme, le gare, l'aggiudicazione, poi abbiamo lunedì e mercoledì. Io spero di vederti qua lunedì, perché lunedì dopo le palme dovete sapere che per i confratelli è insomma un momento complicato. Si tira tardi di sera. Fermiamoci qua. Sì, e anch'io devo cercare di andare a dormire presto. Sì, non so come farò, ma proverò a farcela. E allora oggi, diciamo, adesso abbiamo un minuto per raccontarvi quello che quello di cui parliamo. Intanto c'è Raffaele che ci scrive e dice: lo vogliamo lunedì più scarico. Vogliono che tu spenda soldi la settimana santa, Antonio? No, semplicemente scarico di energie. Ok, perché insomma no. Sì, certo. C'è una tensione. Scherzi a parte, il movimento è un movimento veramente di popolare. È vero, sì, bello. Tutti ci sentiamo coinvolti. E allora, Antonio, oggi raccontiamo un po', parliamo della troccola. Parliamo di quello strumento che guida le processioni, ma non solo. Oggi parliamo anche per esempio degli abiti. In particolare, per esempio, ci concentreremo al Carmine su un elemento dell'abito. Sì, l'abito per i confratelli del Carmine è lo scapolare. Si parla pochissimo di questo scapolare, si racconta spesso di mozzette nere, mozzette crema, per diciamo i meno avvezzi, più lontani dalla tradizione. Però nella tradizione l'elemento più importante è lo scapolare, quello che volgarmente si può chiamare abitino, e che rappresenta appunto quel dono che è stato fatto a San Simone Stock dalla Beata Vergine del Monte Carmelo. E allora, tra un po' raccontiamo tutti i dettagli di questa vicenda. Intanto sono le 8.37, noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo con Antonio Mandese, appunto, partiamo dalla troccola e vi racconteremo le differenze fra le due troccole, che è la cosa più facile, ma anche qual è l'origine di questo strumento, perché si chiama così, il suono, oppure altre parole che derivano da lingue ormai tralasciate. Questo è il successone che ha portato a Sanremo, è arrivato primo se non ricordo male, no? No, credo che sia sia stato l'ultimo, o sbaglio? Le ultime posizioni a Sanremo portano sempre grandi vabbè sì, sta leggenda di Vasco Rossi, una volta, ragazzi, la leggenda di Vasco Rossi. Ho capito, una volta ed era Vasco Rossi. Anche Zucchero. Ok, va bene, allora diciamo. Tra l'altro Zucchero disse che avrebbe smesso di cantare se fosse arrivato ultimo, una roba del genere. Alla fine meno male che non l'ha fatto. Allora torniamo in diretta alle 8.40 per parlare dei nostri riti in pillole. Lo facciamo come annunciato, partendo da un dettaglio non trascurabile dell'abito del Carmine. Come diceva Antonio, spesso distinguiamo i confratelli tra la mozzetta nera e la mozzetta crema, che è diciamo sicuramente il tratto più evidente, più distintivo, ma in realtà per il Carmine però non è la parte dell'abito più importante. Quella più importante è il cosiddetto scapolare. Che cos'è, Antonio, e perché è importante? Lo scapolare è un abito che si indossa propriamente sulle scapole, appoggiandolo sulle scapole, che ha un doppio fronte, una scritta bifronte, e sulla scritta porta decor e carmeli, che sono appunto le parole probabilmente fondative e distintive della confraternita del Carmine, della fraternità carmelitana. Tra l'altro, aggiungo su Antonio, è praticamente quel pezzo di stoffa nero che vedete con la scritta blu, in realtà diversi l'uno dall'altro, perché poi ogni confratello ha il suo scapolare. Questa è una particolarità anche della congrega del Carmine, ma ci stavi dicendo perché è importante? Perché è stato donato direttamente a San Simone Stock dalla Beata Vergine Addolorata, dalla Madonna del Carmine sul Monte Carmelo.
e noi queste informazioni le prendiamo da Francesco Fella nel libro Decor Carmeli, e questo carisma carmelitano, chiamiamolo così, è la parte la parte fondativa di questa tradizione, che poi si porta avanti e si sviluppa nell'abito del pellegrino, che noi conosciamo e che abbiamo descritto in parte la settimana scorsa. L'abito del pellegrino è formato da una mozzetta, appunto un abitino mozzato, perché come tagliato. la mozzarella, avete presente la parola la stessa mozzarella? radice. La radice è la stessa, cioè mozza, tagliare, radice. è un mantello tagliato. È un mantello tagliato, mozzato, e poi abbiamo un camice bianco che volgarmente noi chiamiamo sacco, la corona del rosario, a cui sono apposte il rosario per la preghiera e a cui sono apposte poi delle medaglie, il medagliere, chiamiamolo così, con il crocifisso, e che anche questo è tipico di tutti i pellegrini. E poi il cappello del pellegrino. Nel caso della Confraternita del Carmine e nel caso del troccolante, visto che ci volevi parlare di troccole, il cappello è un elemento essenziale. E allora arriveremo al troccolante tra un attimo, ma intanto volevo aggiungere un piccolo dettaglio anche storico, se vogliamo, dello scapolare, di questo pezzo di stoffa che è unito davanti e dietro da due nastri che, come diceva Antonio, posano sulle scapole, di qui il nome appunto scapolare. Quel dono fatto dalla Madonna del Carmelo a San Simone Stock portava con sé non solo l'abito, ma anche il cosiddetto privilegio sabatino, cioè a tutti coloro che avessero indossato quell'abito in maniera sincera, candida, pulita, e avessero rispettato in qualche modo il mandato chiesto dalla Vergine, il primo sabato dopo la morte sarebbero stati in paradiso. Ed è per questo che molto spesso la Vergine del Carmelo viene ritratta con questo abitino in mano mentre tira su dall'inferno, dal purgatorio, le anime per portarle in paradiso. Anche nella chiesa del Carmine, quando entrate nella navata, nel braccio piccolo a destra, diciamo di fronte all'ingresso della sacrestia, dove stanno, per capirci, le statue della Cascata e di Cristo all'orto, a noi così caro, ma diciamo quasi irraggiungibile, e a noi così caro, lì troverete un quadro della Vergine del Carmelo che proprio attraverso l'abito Decor Carmeli tira sulle anime e le porta in salvo. Questo per raccontare che insomma la parte diciamo tradizionale di religiosità popolare ha comunque sempre una radice liturgica e che trova in qualche modo il suo fondamento nella parola, nella storia comunque della Chiesa. Come ci ricordava il professor Giovanni Schinaia, l'habitus Mariae, appunto, esatto. Vestire l'abito è anche un po' quella metafora di un comportamento cristiano da mantenere all'interno della propria vita. Non è un caso che abito e abitudine abbiano la stessa radice. Diventa quell'abitino, diventa quella scelta di diventare confratello di quella Madonna una sorta di stile di vita, almeno dovrebbe diventarlo per tutti coloro che lo scelgono. E allora vi abbiamo raccontato questa parte sullo scapolare, tra un po' parliamo della troccola, parliamo di questo strumento che guida i due cortei. Ma perché si chiama così? Perché si usa? Com'è nato? Vi rispondiamo a tutto tra un po' con Antonio Mandese, restate con noi. 8:53, siamo tornati in diretta con le nostre pillole di riti e con Antonio Mandese. Con lui poco fa raccontavamo insomma dello scapolare, delle particolarità di un abito e in particolare del cappello. Un cappello che nella Confraternita del Carmine, per esempio, ha un significato molto particolare nella figura del troccolante. Antonio, perché? Il troccolante è l'unico che nella processione dei misteri del Venerdì Santo indossa il cappello. È la visione plastica del pellegrino in cerca del perdono di Dio, del pellegrino che affronta un viaggio, ma nel caso della processione dei misteri anche del pellegrino che apre e annuncia il passaggio della processione dei misteri. Come lo fa? Lo fa con la troccola, che è questo strumento il cui nome è onomatopeico, cioè questo tra di battenti metallici che battono sul legno e annunciano il passaggio della processione dei misteri. Dicevamo nell'ultima puntata che il suono della troccola è il suono che sostituisce quello del campanello, perché nelle processioni che si svolgono durante tutto il corso dell'anno, nelle processioni liturgiche e non,
il campanello annuncia appunto il corteo, e in questo caso lo fa la troccola per il rispetto del lutto del triduo pasquale. E allora abbiamo 2 troccole o meglio, facciamo così, raccontiamo un dettaglio molto 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 antico. Dovete sapere che tanti e tanti anni fa tutte le confraternite di Taranto, e parliamo di diverse decine, quasi un centinaio, Antonio, più o meno, ogni confraternita il giovedì pomeriggio svolgeva il pellegrinaggio che oggi fa solo quello ai sepolcri, che oggi fa solo la congrega del Carmine. Quindi immaginate l'isola, la città vecchia, che a un certo punto era percorsa da confratelli incappucciati con mozzette di tutti i colori, perché parliamo, che ne so, della Trinità, del Santissimo Sacramento, di San Giuseppe, dell'Immacolata, non so, del Santa Maria della Scala, Santa Maria della Scala, Sant'Antonio, San Gaetano, prima del 1683. Cioè stiamo parlando proprio di cito fine, esatto, elenchi di Nicola Caputo. Anima incappucciata? L'anima incappucciata. Insomma, ogni confraternita andava in giro per i sepolcri della città vecchia ad adorare, a pregare davanti ai sepolcri, e aveva la sua troccola. Quindi immaginate che cosa si generava tra i vicoli della città vecchia. Successero dei fatti un po' strani, diciamo, in un certo momento se le diedero di santa ragione, diciamola tutta, nel senso che per rispettare il diritto di precedenza, chi entrava prima in chiesa, chi non entra dopo, insomma, a una certa senso. Un po' quello che succede al Santo Sepolcro di Gerusalemme, così, per non andare troppo lontani. Diciamo, se le sono dati di santa ragione, era tipo la metà del 1800, se non ricordo male, e a un certo punto blocca, stop per tutti, e poi hanno ricominciato soltanto quelli del Carmine e quelli della Dolorata. Solo che a quella della Dolorata a un certo punto si è aggiunta la statua della Vergine. Ora, detto questo, torniamo alle troccole. 2 troccole profondamente diverse tra loro, non solo nel suono, nel colore, ma anche nel numero dei battenti. Nel numero dei battenti. Partiamo di là, Antonio. Partiamo dal numero dei battenti e dalla lunghezza fisica della troccola, dal peso della troccola, dalle immagini che sono riportate su una troccola e sull'altra. Nel caso di quella della processione del giovedì e della confraternita della Dolorata e di San Domenico, abbiamo il cuore trafitto, che è un simbolo immediatamente riconoscibile, che rimanda alla troccola e alla simbologia della Dolorata, e ha 2 battenti per lato, anche questa realizzata in legno, e diciamo uno strumento che ha un rumore. Ogni troccola ha un rumore suo tipico, partiamo da questo presupposto. Questa, essendo più, diciamo, contenuta, più piccolina, ha un suono diverso da quella del Carmine, che invece è più lunga, ha 3 battenti per lato, quindi 6 complessivamente, e porta dei simboli riconoscibili di tutta la processione dei misteri, esatto, che noi vediamo appunto sfilare. Per citarne alcuni, per esempio c'è il calice, ma c'è anche l'abito. Vai Antonio. C'è l'abito, ci sono, adesso vado a memoria, ci sono c'è la corona di spine, c'è la tunica, l'abito, quando dicevi abito, la tunica, sì, insomma, ci sono i chiodi, insomma, sono i dei soliti simboli della passione di Gesù, stessi simboli che vedete poi sulla croce dei misteri, quella croce che insomma viene tenuta. Diciamo, parleremo anche di questo. Volevo aggiungere un dettaglio rispetto a quello che dicevamo della troccola, e che in particolare riguarda la troccola del Carmine, un fatto avvenuto nel 1978 e che poi in qualche modo anche segnato per sempre un po' l'ultimo atto della Settimana Santa di Taranto, cioè il rientro dei misteri. Oggi sappiamo tutti, abbiamo vissuto che la troccola il troccolante del Carmine arriva davanti al portone chiuso, bussa 3 volte, il portone si apre e la processione rientra. Dovete sapere invece che un tempo non solo la processione rientrava nel cuore della notte e non così tardi, perché si nazzicava molto molto meno, e il giorno dopo si andava a lavorare. Esatto, ma soprattutto che si arrivava in Piazza Carmine dalla città vecchia con il portone già aperto. Nel 78 qualcosa cambia. Il confratello Ronzo Papalia, portatore della croce dei misteri, si rivolge al confratello Buzzacchino,
Osolito, non ricordo chi fosse il troccolante quell'anno, e gli chiede di avrei detto Giuseppe Caso, ma guarda, c'è una sorta di leggenda da questo, però i documenti in questo momento raccontano altro, perché poi c'è chi si aggiudica, chi la porta, ma questa è un'altra storia. Ok, insomma, in quel momento il confratello Ronzino Papalia, personaggio insomma caro a chi ama i riti della settimana santa, chiede di cambiare, va dal sacrestano, gli fa chiudere il portone e ripristina questa antica tradizione che si era persa nel tempo, e che lui è appunto Nicola Caputo, uno dei più grandi studiosi nonché priore del Carmine, chiedeva il ripristino. Dal 78 in poi, insomma, i confratelli arrivano davanti a questo portone chiuso, bussano 3 volte, il troccolante bussa 3 volte e rientrano. Oggi, tra l'altro, la confraternita l'Arciconfraternita del Carmine, guidata dal priore Papalia, ne ha fatto anche in qualche modo quasi una teca. Se andate davanti al portone del Carmine, c'è una parte del portone con tanti segni lasciati proprio dal bordone del troccolante. Vogliamo aggiungere altro? Niente, sono piccoli riti dentro il grande rito e dentro la grande storia che restano indimenticabili per i confratelli, per le famiglie dei confratelli, come nel caso di Oronzo Papalia, indimenticato ed indimenticabile. Ce ne sono tantissime di queste storie, quella della troccola è forse la più emozionante, iconica. Ma solo fino ad ora, perché alla prossima vi prometto che vi raccontiamo altre storie emozionanti, quindi ci rivediamo lunedì con Antonio Mandese con i riti in pillole. Grazie Antonio. Grazie a te, grazie a tutti. Vi ricordo l'appuntamento col TG delle 14 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Grazie a Gisberto Nicoletti per la parte tecnica. Torniamo domani dalle 7 alle 9, restate con noi. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Solo grandi successi, solo grande musica. Solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Sono le 9. Cittadella News.